Gentili amici appassionati, ben ritrovati da Claudio Costanzo, lieto di raccontarvi quanto accaduto al comunale di Santa Teresa di Riva per la 20ª giornata del campionato di promozione siciliana, dove la capolista ionica a quota 45 punti in classifica ospitava l'Aci Sant'Antonio di mister Alfio Torrisi, padroni di casa di mister Moschella, che reduci dal pareggio sul campo del Filari di Rometta per 1-1, ospiti anch'essi che hanno trovato un punto nell'ultima uscita contro il Linea di mister Bianco. Fin qui sono 9 vittorie su 10 per i padroni di casa tra le mura amiche, vogliosi di conquistare la 10ª. Ospiti che hanno conquistato fin qui 28 punti in classifica, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Sono 13 le vittorie per la Ionica, 6 pareggi, ancora imbattuta fin qui. Unica formazione del campionato può sfruttare il passo falso del termine mediatore. Scendono in campo con un 4-3-3 i ragazzi mister Moschella con Gugliotta, Loria, Lombardo, Erasimenko e San Filippo a formare la linea arretrato. Monaco con Cambria e Ferraro ai suoi lati, tridente attacco con Galletta, Savoca e Arico. Risponde l'Aci Sant'Antonio con Ravasco, Viccaro, Nocilla, Cordova, Marino, Palmieri, Campisi, Scardaci, Merenda, Cavoncello e Sinito. Dirige il conto il signor Buzzone della sezione di Enna, suoi assistenti Salvo e Torre, entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Un'occhiata al cronometro per il signor Buzzone e si può partire. Dopo appena 3 minuti la Ionica troverebbe già il gol del vantaggio e Erasimenko mette dentro per Monaco. Il suo colpo di testa è vincente, ma viene sbandierato dall'assistente del signor Buzzone. Sembrava dal nostro rallenti essere in linea con l'ultimo uomo, il numero 11 di mister Moschella. Tutto da rifare per la Ionica, che non si perderà d'animo. Postazione privilegiata per i due tecnici, entrambi squalificato, mister Turrisi e mister Moschella. Quando Loria va via sul binario destro, prova a calciare direttamente verso la porta difesa da Ravasco. È largo il suo tentativo, Ionica che continua a pressare sugli sviluppi, un calcio piazzato, Torre di San Filippo, palla dentro per Monaco, prova ad avvitarsi in qualche modo, non è fortunato il suo tentativo. La risposta dell'Aci Sant'Antonio è affidata a questo tentativo di Sinito, il suo destro è debole e facile preda di Gugliotta. Dagli sviluppi di un corner arriverà il gol del vantaggio dei locali, infatti Monaco sul secondo palo riesce a svettare di testa e dopo 34 minuti porta in vantaggio i padroni di casa. Preciso il traversone di Savoca, scelta di tempo come al solito perfetta per il numero 11 dei locali, che sigla così il suo terzo gol stagionale. Avrebbe l'occasione prima della pausa di portarsi sul doppio vantaggio. Ferraro prova a spaccare la traversa, è sfortunato il numero 4 della Ionica, che non trova il raddoppio. Il duplice fischio del signor Michele Buzzone di Enna manda le due squadre così a riposo sul risultato di 1-0. Decide fin qui la rete di Monaco dopo 34 minuti di gioco. Si tornerà in campo dopo qualche chiarimento tattico. Farà subito tesoro dei consigli della coppia Moschella-Frazzica, la Ionica, che infatti nella battuta del calcio inizio del secondo tempo sviluppa un'ottima manovra con Loria che va a largo da Savoca, viene dentro il campo, Ferraro scarica per Galletta, stoppa e calcia in una frazione di secondo, 10° acuto stagionale del Gallo, che dopo 30 secondi alla ripresa del gioco porta in vantaggio la Ionica sul 2-0. Pregevole azione dei locali, che così archiviano la pratica Aci Sant'Antonio e si potrebbero portare a quota 48 in classifica. Potrebbero rendere il risultato più rotondo con questo gol di Arico, ma verrà ancora una volta sbandierata la posizione di offside. Sembra essere in questo caso oltre la linea difensiva il numero 10 di mister Moschella, che ha fatto il colpo di testa sicuramente non il suo miglior fondamentale. Un'ottima occasione per i suoi, qui è attento Gugliotta con un riflesso felino ad evitare il gol degli ospiti e mantenere la sua porta inviolata. Sarebbe la 10ª volta in questo campionato. Prova ad accendere la luce per l'Aci Sant'Antonio, sempre il numero 11 Sinito, che qui è sfortunato col diagonale e non riesce a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire la gara. Primo cambio al 68esimo, Cosmiroldo che prende il posto di Davide Aricò, quando la Ionica si porterà sul 3-0 con Savoca che lavora bene questo pallone dentro l'area, palla dietro per l'accorrente Ferraro, secondo gol stagionale del classe 2000 di mister Moschella. E al 78esimo minuto di gioco scorrono i titoli di coda sulla gara. La Ionica si porta così a quota 48 punti in classifica. Erano addirittura in 10 uomini durante l'azione che ha portato al 3-0 di Ferraro. Nell'occasione si era fatto male Galletta, che ha lasciato spazio alla Forgia. Occasione per gli ospiti con questo tentativo portato avanti da Pavone. E attento ancora Ferraro. Nel finale scampoli di gara anche per Casale.
subentrato al posto di Loria e confezionata proprio da due ragazzi subentrati alla partita. L'ultima occasione della gara con Casale che pesca la Foggia nel cuore dell'area di rigore, non riesce però a direzionare verso la porta a difesa da Ravasco. Nel finale Torre di San Filippo, triplice fischio del signor Michele Buzzone di Enna, termina al comunale di Santa Teresa di Riva. La Ionica porta a casa altri 3 punti, lo fa per 3-0 grazie alla marcatura di Monaco, Galletta e Ferraro. Se la quota a 48 punti in classifica e ora si prepara allo scontro diretto di mercoledì al campo comunale di Giammoro contro la Tirrenia. Augurandosi allora una lieta visione a Claudio Costanzo, resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.